Buongiorno, buongiorno, salve a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Salve, benvenuti a tutti. È tanto tempo che non facevo una live, non sapevo neanche se funzionava bene il programma qui Restream per appunto fare le live. Ovviamente non mi funziona tanto bene il programma per vedere la chat, perché effettivamente vediamo un po', questa forse. Oggi è 3 giugno, sì, 3 giugno 2026, sì, dovrebbe essere questa qui. Proviamo un po' a fare benvenuti. Ok, sembra che funziona, perfetto, quindi ho anche la chat, diciamo, via. Ho anche la chat che la posso mettere insieme appunto al programma che adopero, a Restream, così riesco a leggere pure qualche messaggio, via. Ok, dicevo, benvenuti, sono le ore 11:56 di questo mercoledì 3 giugno 2026. Anche la scuola volge al termine, un altro anno scolastico sta per finire, sono proprio gli ultimi giorni, siamo agli sgoccioli e quindi magari spero sempre io di avere un attimo più di tempo da dedicare a queste live, a questi appuntamenti che diciamo faccio volentieri per condividere con voi quelle che sono le mie passioni. Ok, oggi sarà una live molto rapida, molto veloce, per questo poi ho deciso di farla a mezzogiorno, proprio a ora di pranzo, diciamo, quando molte persone staccano dal lavoro per andare a fare una pausa. Ok, dobbiamo fare l'unboxing di tre scatole, tre acquisti che ho fatto durante il mese di maggio, alcuni proprio all'inizio di maggio, altri un po' a metà maggio, e adesso ho queste tre scatole. Senza dimenticare però che è uscito sempre a fine maggio, praticamente mi sembrava una settimana e mezza o 2 settimane fa, questo numero di Anime Cult, che è l'ultimo che è uscito, lo trovate ancora in edicola, ok? Quindi questo numero è ancora reperibile. Io l'ho un po' sfogliato diversamente da quelle che sono le mie abitudini di fare lo sfogliamo insieme prima di sfogliarlo. Questa volta stavo lì in edicola e parlando con l'edicolante mi è venuto diciamo agli occhi questo è un vinile dei Cavalieri del Re che sarebbe dovuto uscire da pubblicità il 28 maggio, ma ancora non si trova. Tra l'altro io sono andato sul sito e non costa, qui dice 20 euro, spese di spedizione incluse, invece sul sito sta prezzato a 25 euro. Ok? Questa è l'unica pagina che vi farò vedere di questo numero di Anime Cult, di cui faremo lo sfogliamo insieme nei prossimi giorni. Ok? Quindi io appena lo troverò questo vinile, ovviamente sarà mia cura acquistarlo. Ok? Tra l'altro è un vinile dove da pubblicità contiene ovviamente tutti i brani dei Cavalieri del Re, essendo dedicato ai Cavalieri del Re, ok? Tra cui anche il famosissimo L'Uomo Tigre e la spada di King Arthur, ok? Due brani molto famosi, però senza dimenticare anche i vari Yattaman o anche Calendar Man, Renzi la strega, Gigi la trottola, ce ne sono tanti, Lo specchio magico, La ballata di Fiorellino, Ciappi, Sasuke. Quindi diciamo ci sono tanti brani interessanti e volevo procedere all'acquisto, però sul sito c'è ordina ora, preordina ora, mentre in edicola ancora il mio edicolante non mi ha saputo dire nulla. Quindi Sprea comunque ci ha abituato a dei ritardi
rispetto alle date pubblicate. Tra l'altro a me per esempio pure su Facebook e su altri canali non mi è arrivata nessuna pubblicità di questo vinile, mentre dovrebbe essere una collana dei vinili dedicati agli anime volume 2, ok? Il volume 1 già era uscito, abbiamo visto che c'erano altre sigle, era un vinile rosa, ok? Allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Sono indeciso su quale aprire per prima. Allora, ok, io direi di partire proprio da questo qui. Allora, questo è un acquisto che ho fatto dalla discoteca laziale. Voi sapete che io acquisto da tantissimi anni vinili da questo negozio di dischi, dalla discoteca laziale. E mi trovo molto bene, loro sono molto seri, rispettano sempre diciamo, le date di spedizione, quelle che sono, diciamo, fornite anche sul sito in base alla disponibilità dei vinili, perché se uno fa un preordine di un vinile che per esempio esce a fine mese, ovviamente non può aspettarsi la spedizione in 24 ore, ma anche se ci sono altri vinili nell'ordine verrà fatta un'unica spedizione appunto all'uscita di quel vinile, per esempio a fine mese, come abbiamo detto. Ok? Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Allora io adesso provo ad aprire questo scatolo e andiamo a vedere che cosa contiene. Allora, vediamo di... Allora, tanto a me non è che interessa questo, però andiamo a togliere questa etichetta in modo da non far vedere. Vi faccio vedere l'imballo anche della discoteca laziale, vedete? Anche questo, tipo quelli di Amazon, oramai tutti quanti usano le medesime confezioni. Vedete, to open, tear here, vedete? Quindi basta tirare qui per aprire, vedete? E quindi andiamo a vedere. Allora, mazza, è super attaccata, ma io direi che facciamo così. Ammazza, come l'hanno attaccata? Qui è tutta super attaccata. Vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso, tanto a me dell'imballo poco interessa. Allora, i vinili sono dentro. Oh, vedi. Allora, andiamo a vedere. Ok, non c'è più niente dentro. Guardate un po', mi hanno anche mandato in omaggio, scusate così, un bello slip mat. Questo è uno slip, un tappetino antistatico per vinili con scritto play di Ed Sheeran, vedete? Anche sotto, vabbè, ovviamente è scritto sotto sopra. Guardate che bello slip mat, questo io non l'ho ordinato, me l'hanno mandato per omaggio. Vedete, a fare gli acquisti poi sempre agli stessi negozi vi mandano anche degli omaggi. Ok, play, dietro ovviamente è materiale antiscivolo. Ok, andiamo a vedere. Allora, ecco qua, questo è un bellissimo picture disc, Einstein Dr. DJ, ovviamente musica, diciamo, disco anni 90. Einstein Dr. DJ, questo è Automatic Sex. Automatic Sex. Io ho il vinile nero originale mix dell'epoca, di quando uscì. Siccome voglio incrementare un po' la mia collezione di picture disc, ho preferito acquistare anche questo, che è un bellissimo picture disc. Questo che vedete è proprio il disco, non è la copertina, è proprio il vinile. Einstein Dr. DJ Automatic Sex, un grandissimo successo degli anni 90. Ok, qui in addirittura 6 versioni. Ok, ci sono 6 versioni. Ok, questo disco, guardate, questa è Britney Spears, guardate, Baby One More Time, il picture disc. Questo disco lo vidi per la prima volta quando andai in viaggio con mia moglie e mia figlia al Move On
il negozio di dischi di Firenze, ok? Mi piacque parecchio, però all'epoca diciamo avevo altre priorità, volevo acquistare altri dischi. Poi diciamo mi è capitato in un'ottima offerta, proprio l'ho pagato proprio con un'offerta che mi pare che era giornaliera addirittura, e quindi l'ho pagato veramente molto poco e quindi ho deciso poi di comprarlo questo vinile, anche perché viene proposto spesso, ce ne sono tante tante copie in giro, si vede, di questo picture disc, perché ce l'hanno un po' tutti i negozi di vinili. E così adesso ho aggiunto anche questo picture disc alla mia collezione di vinili. Oh, vedrete che sono un po' dei generi che non mi appartengono proprio, però mi piacevano i picture disc e quindi li ho presi. Guardate questa. Questi sono i Velvet Underground con il picture disc. Questa è Andy Warhol. Vedete? Quindi questi sono The Velvet Underground e Nico, Andy Warhol, e questa è l'altro lato del picture disc. Come vedete molto molto bello questo picture disc, veramente veramente degno di nota. E poi diciamo anche la musica all'interno è degna di nota. Però ecco diciamo questa banana di Andy Warhol non poteva non mancare alla mia collezione. Ricordiamo che Andy Warhol ha presentato anche il primissimo Amiga 1000, ok. E non ultimo un doppio picture disc. Adesso non vi faccio vedere anche l'altro, tanto su internet trovate le immagini di questo è Michael Jackson Invincible, Invincible, non so come si, scusate, doppio picture disc di Michael Jackson. Ora ce li dovrei avere tutti, mi sembra, i picture disc di Michael Jackson. E qui stilizzato c'è l'occhio di Michael Jackson, vedete? E questo è il doppio picture disc Invincibile di Michael Jackson. Unbreakable, Heartbreaker, Invincibile, Break of Dawn, vabbè, 2000 watts, You Are My Life. Vabbè, questi sono tutti grandi successi sempre. Michael Jackson, ricordiamo che è da pochissimo uscito il film che inizia a raccontare la sua vita, Michael. Ho già, diciamo, mi pare che dovrebbe stare qui dentro, se non l'abbiamo già fatto l'unboxing, che non mi ricordo neanche di quello che facciamo l'unboxing, diciamo il vinile. Allora, ok, andiamo ad aprire quest'altro, va. Questo è un acquisto fatto da DVD Land, vedete? DVD Land, già ho menzionato questo negozio di dischi, mi ci sono imbattuto per caso, veramente per caso, però mi è piaciuto parecchio questo negozio diciamo di DVD e vinili, ok? E quindi ho deciso di fare un secondo acquisto diciamo, da loro. Anche loro sono molto disponibili, rispondono al telefono, sempre li ho chiamati perché c'è stato un ritardo anche questa volta dovuto ad un disco che non era immediatamente disponibile e quindi hanno avuto un leggero ritardo. Vedete, questa è sempre la scatola, scritto fragile da tutte le parti. Hanno avuto anche loro un ritardo e mi hanno tenuto aggiornato appunto su quello che era il mio ordine, su quando sarebbe stato spedito, quando sarebbe arrivato, eccetera. Ok? Adesso andiamo a vedere se riesco ad aprirlo. Ecco, secondo me non ci dovrebbero essere problemi ad aprirlo così. Andiamo a togliere, ecco, questa è la busta adesiva, togliamo pure questa, ok, ed andiamo a togliere tutto il nastro. Ok, abbiamo tolto tutto il nastro e quindi questo adesso dovrebbe essere facilmente apribile. E questa è una scatola personalizzata appunto di DVD Land. Ok, ok, andiamo ad aprire. Loro come sempre mettono i vinili nel pluriball, vedete? Quindi pack, imballaggio ottimo, ottimo imballaggio.
andiamo a vedere cosa esce da quest'altro scatolo. Ok, lo scatolo ve lo faccio rivedere, anzi vi faccio rivedere dvdland.it, info@dvdland, e questo è il loro logo. Ok, appoggiamo qua, andiamo a vedere cosa ho acquistato da questo negozio. Allora, faccio prima così. Ok, oh, questo è tutto il pluriball. Guardate quanto ne è stato messo di pluriball, guardate. Vabbè, ne è stato messo parecchio di pluriball, eh. Poi questo magari lo conservo perché può sempre tornare utile. Allora, andiamo a vedere il primo. Via. Ta 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 ta. E questo è un altro grande successo degli anni 90, Modo Ainsway Polizei, Dry Fear Brigadier. Ok, questo è un successo, ed anche questo trattasi di un bellissimo picture disc. Questa scritta che vedete è proprio il vinile 12 pollici picture disc Modo Ainsway Polizei. Ok, in diverse versioni. Qui vedo che sono 5 versioni, ok, quindi questo è Modo 1, Polizei, mettiti qua. Allora, oh, questo è bellissimo, guardate, Goblin, un picture disc veramente veramente bello. Questo era diverso tempo che lo volevo prendere, perché contiene tanti successi, e poi il picture disc adesso io non rende l'idea, sta dentro, vediamo un po' se, perché sta dentro un'altra copertina, vediamo se così rende meglio. È pieno di riflessi, questo è il lato B e questo è il lato A, ma è veramente bello come picture disc questo di Goblin. E dentro c'è Profondo Rosso, Suspiria, Fenomena, L'alba dei morti viventi, tutti grandissimi film dell'orrore che hanno avuto un enorme successo negli anni 80-90. Roller, Tenebre, Non ho sonno, E suono rock e Zombie. Praticamente tutti grandissimi successi, la cui colonna sonora poi fu curata da Goblin. Ok? Questo è Goblin, Claudio Simonetti, The Master Collection. Ok? È un bellissimo picture disc. Non dovrebbe essere in edizione limitata perché anche questo l'ho visto da parecchie parti. Ok? Oh, andiamo avanti perché noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora, sto facendo diciamo, la collezione anche delle colonne sonore degli Oliver Onions, soprattutto quelle dedicate ai film con Bud Spencer e Terence Hill, ok? Due dei miei attori preferiti, diciamo che li conosco a memoria tutti i loro film, quelli che hanno fatto insieme, quelli che Terence Hill ha girato da solo, per esempio, per citarne uno, il Poliziotto Super Più. Per esempio questo è Bomber, dove Terence Hill non c'era, Bomber, Bud Spencer con Jerry Calà e Geggia, ok? Come Bomber poi girò molto simile anche Bulldozer, lo chiamavano Bulldozer, ma questa è la colonna sonora Bomber. Vedete qui sotto scritto enorme Guido e Maurizio De Angelis in arte, gli Oliver Onions, ok? Bellissimo questo logo Bomber, io questo si può dire quasi che l'ho comprato perché la copertina era bellissima, con l'iconica macchina di Jerry Calà stile Goldrake che aveva tutte le luci psichedeliche, lo stereo da casa messo in macchina, c'aveva un hi-fi, uno stereo da casa messo dentro questa macchina molto iconica che poi è diventata una delle macchine famose dei film, come possono essere per esempio Supercar, la macchina di Ritorno al futuro, la macchina di Hazard,
il generale Lee, e tra tutte quelle macchine è stata messa ovviamente la di un Baghi, altrimenti ci arrabbiamo, ed anche questa qui di Jerry Calà. Ok, bellissima questa macchina con le luci psichedeliche sopra, guardate, è qualcosa di veramente bello. E questa è l'OST, l'original soundtrack, la colonna sonora originale del film Bomber. Ok, allora adesso dobbiamo andare a vedere qualche altro vinile. Allora, alza, questo pesa, questo è bello pieno. Allora, facciamo come ho fatto di là, piego questa così si nascondono anche gli indirizzi. Ok, perfetto. Allora, questo è molto pesante, quindi ci sono diversi vinili, allora, acquisto, stavolta me l'hanno messo l'etichetta, sull'altro pacco non c'era. Acquisto, non so se a fuoco, discoteca laziale. La discoteca laziale pubblica su TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Ok? Sì, no, vedo che non era a fuoco, però sto vedendo un attimo sulla televisione che è ritardato. Esatto, discotecalaziale.com. Ok? Allora, dobbiamo fare un'altra volta l'apertura e io a questo punto, perché qui dice di... ma... vabbè, questo è troppo, cioè c'ha un adesivo, una cosa incredibile stavolta. Vabbè, ci siamo riusciti, via. Oh, qua c'è un bel tesoro, vai, andiamo a vedere. Allora, to- perfetto, perfetto. Allora, questo poi ci devo levare l'adesivetto, va bene. Allora, innanzitutto ho preso un 45 giri, Banana Joe. Questo è il 45 giri di Banana Joe, sempre per completare la mia collezione delle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Eccolo qui, un 40, questo dovrebbe essere pure colorato, se non mi ricordo male. Comunque guardate anche questo che bellissimo disegno. Banana Joe che vendeva le banane diamantito. Ok? E questo è il retro, ve lo faccio rivedere bene. Questo si va ad aggiungere alla mia collezione di 45 giri. Vedete qui dietro, per farvene vedere, ne prendo uno solo al volo, questo qua, guardate che spettacolo questo 45 giri, vabbè, 7 pollici, questo è Run to Me di Tracy Spencer, bellissimo. E quindi si va ad aggiungere anche questo alla mia collezione di 45 giri che li sto pubblicando, poi vedete negli short del mio canale YouTube. Sto pubblicando tanti 45 giri e chissà che non pubblichi anche questo. Allora, visto che io l'altra volta vi ho fatto vedere lo chiamavano Trinità, questa volta ho preso la colonna sonora di Continuavano a chiamarlo Trinità, il secondo film di Trinità e Bambino, le avventure di questi due, chiamiamoli gangster, chiamiamoli così, del West, anche se poi agivano sempre alla fine a fin di bene, anche se avrebbero voluto impicciare, imbrogliare a più non posso, ma questo è il secondo film. Terence Hill con l'iconica slitta, questa volta sul cavallo, e questa la musica è sempre degli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis. Ok, quindi continuavano a chiamarlo Trinità. Questa è la colonna sonora completa, l'OST completa. Ok, e andiamo avanti. Insieme a Bomber ho nominato anche
lo chiamavano Bulldozer. Sempre gli Oliver Onions hanno firmato questa bellissima colonna sonora, Guido e Maurizio De Angelis, le loro musiche che hanno fatto la colonna sonora. Ho cercato, cioè sono andato su Wikipedia per vedere quanti film, di quanti film hanno fatto la colonna sonora. Sono tantissimi, ma soprattutto la commedia all'italiana è tutta firmata diciamo, dalla loro musica. Quindi Bud Spencer lo chiamavano Bulldozer, colonna sonora originale. Questo è anche un bellissimo vinile da avere in collezione, per forza proprio. Questo è proprio molto molto bello. A me che piacciono tanto le colonne sonore dei film famosi, diciamo questo è stato un acquisto quasi forzato, visto che l'ho trovati poi tutti quanti insieme, ho fatto fare una spedizione unica. Ok, e questo ok. Allora poi vediamo, questo è il meglio di Lucio Battisti. A me piace tantissimo Lucio Battisti, per carità. Ho qualche vinile suo dell'epoca, acquistato all'epoca, però questa è una compilation diciamo da poco uscita. Tutti i brani sono stati rimasterizzati dal digitale. Questo è un doppio vinile, dovrebbe essere pure doppio vinile rosso, ok? E ci sono tanti successi. Non so se mi conviene avvicinarlo. Quindi il meglio di Lucio Battisti, e poi scorro verso l'alto per farvi vedere, diciamo, il contenuto di questo doppio vinile, doppio LP, quindi doppio album. Ok? Questa è a tiratura limitata numerata, quindi sono 1000 copie e questa è la 461esima. Ho letto bene? 461 di 1000, numerata a mano, quindi hanno numerato a mano tutte 1000 le copie. E quindi questo è Lucio Battisti, il meglio. Questa scritta è scritta in rilievo, non so se non si può vedere diciamo, in televisione, ma questa scritta, il meglio di Lucio Battisti, è tutta in rilievo. È bello perché pure la scritta Battisti è tutta in rilievo, bello, bello, molto bello. Questo poi tra l'altro dovrebbe essere pure no, non è Gatefold, no, non è Gatefold, ci sono proprio qui dentro i due vinili rossi. Ok, andiamo avanti. Questo è l'EP di Madonna, mi mancava la mia collezione. L'ho trovato tra le offerte della discoteca laziale e l'ho preso. Allora, questo trattasi di Veronica Elettronica. È un bellissimo vinile, tra l'altro fatto a specchio, quindi non so neanche come farvelo vedere senza farvi vedere poi che il PC con l'immagine. Sopra di me c'è un orologio, poi però riflette la luce. Vabbè, comunque è a specchio, questa è bellissima, una bellissima copertina a specchio. Vedete? Questa è sempre lei, Madonna. Veronica Elettronica, mancava. Visto che stava in offerta l'ho preso. Contiene pure Ray of Light. Ok? Skin, Frozen, Gone Gone Gone. Beh, no, pure questo era un bell'album, anche se diciamo non è il mio preferito, però diciamo sto procedendo per fare anche diciamo, una collezione degli album di Madonna. Io dei primissimi suoi ce li ho tutti, poi piano piano diciamo non l'ho più seguita tanto, diciamo dalla seconda metà degli anni 2000, quindi dal 2005 in poi ho perso un po' di vista Madonna. E adesso arriviamo a questo qua che è un'altra edizione, 2 LP vinile fumé dell'LP Ianni di Max Pezzali 883. Vedete, questi sono due vinili grigio fumé 883, qui sopra scritto, comunque qua grande, Max Pezzali 883 Ianni, e vedete qui sempre
diciamo in questo ovale dove normalmente c'è la scritta 883, c'è la lista dei brani. Una lista dei brani che io mi soffermerei a leggere perché sono uno più bello dell'altro. Questa trattasi ovviamente di una compilation che io ho anche su CD, praticamente sul primo vinile lato A c'è Io ci sarò, Nord Sud Ovest Est, Tieni il tempo e Rotta per casa di Dio. Sul lato B del primo vinile c'è Una canzone d'amore, Hanno ucciso l'uomo ragno, Nella notte e Nessun rimpianto. E sul lato A del secondo vinile c'è Sei un mito, Gli anni, versione 96, Come mai e La regola dell'amico. Sul lato B del secondo vinile, ricordo grigio fumè, c'è Senza averti qui, Con un Deca, Ti sento vivere, Andrà tutto bene, e poi c'è un'aggiunta, infatti scritta in rosso, Leggero versione live. Ok? Claudio Cecchetto Production, e quindi un tifo da stadio per Max Pezzali. Max Pezzali fa l'attore. Hanno ucciso l'uomo ragno. 3 fanno gol. Vedete qui è bellissima questa copertina perché sembrano tanti giornali, tanti articoli di giornali buttati là. Tra l'altro si vede anche un pezzo della copertina, la bozza di Hanno ucciso l'uomo ragno, e anche qui vedete musica e cinema. Guardate qui 883, e di qua Max Pezzali fa l'attore. Bellissimo, bellissimo, bellissimo anche questo doppio vinile fumè, Gli anni di Max Pezzali. Ovviamente anche questo partecipa alla grandiosa collezione del Max Forever e Gli anni d'oro. Vediamo se vedete 2 vinili fumè, c'è scritto. Perché non riesce a mettere a fuoco, Coccio? Oh, Max Forever, Gli anni d'oro, 2 LP vinile fumè. Questo è 2026, Max negli stadi 2026. Ok, vediamo un po' se It's Only stadi 2026, Gli anni d'oro, 2 LP vinile fumè, e questo si va ad aggiungere alla mia enorme collezione di vinili degli 883 per completare un po' la collezione. Ok? Beh, siamo arrivati in fondo. Volevo farvi vedere un'altra cosa che ho acquistato durante il mese di maggio, è ancora qui imballata, poi la metterò di là in mezzo a tutte le statuette Disney, che è la statua di Paperone che si tuffa nel suo deposito in mezzo a tutte le sue monete d'oro. Vedete? E questo è il topolino, la statua da collezione del papero più ricco del mondo che si tuffa nel suo oro. Quindi l'avevo messa qui appunto per ricordarmi di farvela vedere. Va bene, per ora penso che sia tutto qui. Devo fare ancora tante cose, guardate. Abbiamo ancora da fare tutti i 7 Lego, tra cui quello della scritta Star Wars, lo volevo fare in live, quindi vedremo se durante questo mese di giugno, che mia figlia sarà un po' più libera dai suoi impegni, quindi riuscirò a, diciamo, a fare una live e a montare quella scritta che poi starà, io la voglio mettere in tutte le live che farò, anche perché non solo mi piacciono tantissimo i Lego, ma sono anche un grande fan di diciamo, tutta la galassia di Guerre Stellari, e quindi di tutti i vari spin-off che ci sono stati della storia originale, composta adesso attualmente da 9 film più altri film spin-off, tra cui uno è l'ultimo che è uscito da poco, che è The Mandalorian and Grogu. Comunque è piena di spin-off anche, diciamo, la storia originale, e quindi diciamo intorno ai 9 film principali ruota tutta un'altra galassia di serie TV, di film, cartoni animati, un po' di tutto, insomma, ci gira intorno, e quindi io sono un fan
diciamo di tutto questo universo di Star Wars. Ok? A proposito, vi invito a visitare il sito www.starwarsstore.it, dove troverete, diciamo, tante informazioni, ma tante informazioni. Ok, nella prossima live andremo a sfogliare questo, vi faccio vedere anche la quarta di copertina di questo numero di Anime Cult, lo lascio qui in visione, dove c'era la pubblicità di questo vinile che io ancora non ho trovato. Ok, poi non vi nascondo che durante il mese di giugno già abbiamo fatto l'acquisto di altri vinili con mia moglie e dovranno arrivare prossimamente tanti altri vinili, e quindi ci sarà un'altra live dove vi mostrerò un ulteriore acquisto massiccio di vinili. Ok, detto questo, diciamo è tutto. Abbiamo fatto una live abbastanza veloce rispetto al solito, quando mi durano più di un'ora. Adesso sono circa un poco più di una mezz'oretta, 37 minuti di live. Volevo solo appunto farvi vedere e sballare questi 3 pacchi che mi sono arrivati durante il mese scorso, durante il mese di maggio 2026, e ho condiviso con voi, diciamo, questi acquisti. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi, augurare buon pranzo a chi sta andando a pranzo, augurare buon pomeriggio a tutti e a ringraziare tutti quanti quelli che hanno visto questo video in live o che vedranno questo, diciamo, proprio come video in differita, perché rimarrà pubblicato sul mio canale YouTube. Ok? Grazie di nuovo a tutti, andate a visitare. Allora, pochissime richieste da fare, meno di un minuto. Mettete un like a questo video se volete che giri, condividetelo, iscrivetevi al canale qualora lo riteniate opportuno e non meno importante, andate a vedere i miei video, che sono tutti quanti musicali, quindi io pubblico un sacco di musica, soprattutto digitalizzazioni di cassette e compilation pubblicate su cassetta. Andate a vedere il mio sito www.classe74.it, legolando.it, renij.it, poi magliettevintage.it. Ok? Quindi andate a vedere questi siti, se volete potete partire anche solo da classe74.it. Ok? Grazie a tutti per essere stati con me, io vi lascio con la solita sigletta finale e ci vediamo alla prossima live. Io come al solito non so quando sarà, sono le ore 12:32 di questo mercoledì 3 giugno 2026 da Roma. Reni J vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima live. Un saluto a tutti, ciao a tutti!